4 mesi per portare il preaccordo in Consiglio Comunale, ottobre, forse novembre per definire l'accordo di programma. Tempi troppo lunghi per il nuovo ospedale di Padova. A parlare il Presidente della Commissione regionale Sanità Fabrizio Boron, che sul tema e sul nodo del contendere non ha dubbi. Fino a quando non c'è l'accessione delle aree, che è propedeutica alla possibilità di fare un progetto e di iniziare con l'iter vero e proprio della costruzione del nuovo ospedale, stiamo parlando di niente. Quindi mi è sembrato più una delibera così di facciata per far vedere agli ambienti universitari, per far vedere agli ambienti della politica, ai cittadini che qualcosa stanno facendo, ma concretamente non vale nulla. Bastano 15 giorni, hanno aggiunto, per definire un simile accordo, Punzecchia Boron. Il sindaco Giordani non riesce a dirimere i nodi della matassa con una parte della sua maggioranza, leggi coalizione civica. Intanto ad aspettare un'intera città. Ancora mesi per definire la cessione delle aree e tempi biblici per Boron. Io credo che non siano tempi ragionevoli per una cosa così importante come il futuro della sanità. Certo, lo possono fare in maniera molto veloce, se vogliono. Ma mi sembra che non ci sia la volontà. La programmazione sanitaria aspetta la Regione, conclude Boron. Il Comune proceda. Per quanto riguarda il Presidente Zaia, per quanto riguarda me, che sono consigliere regionale di Padova, Presidente della Quinta Commissione, e per quanto riguarda ovviamente la Regione, l'ospedale è certo. Quello che non è certo è la volontà del Comune di Padova.